Allora, Mosilellina, io sono originario di Bastia, la mia famiglia siamo vastiaci, mo abbiamo mamma, ma siamo venuti a Scadone in Sisco, sono a 70 anni. E dopo sono venuti le stadine, a passare le stadine, e piano piano sono passati le annate così, e hanno comprato una vecchia casa che c'era assai lavoro a fare, che hanno rimesso in stato e dopo si venuti più spesso. Allora, le stadine, quando eravamo lì in paese di Verba, a mezza comune qui, c'era assai lì, tutta la mia generazione, e scappavamo da villa alle stadine, no? Scappavamo da villa. Noi intanto facevamo i carrozzi, il legno, c'erano le biciclette già, capito? Ma oggi giorno nei paesi si vede che i zidilli si usano più gli stessi, oggi con questo piccolo telefono, bastano le giornate che usano il tuo telefono. È vero che le generazioni scambiano e giocano più di stessa maniera. Noi eravamo sempre fuori, entravamo a mangiare a mezzogiorno e sortiamo subito, andavamo mica troppo a frequentare i viaggi, andavamo poco a viaggiare, ma a giocare a ballò, a che biciclette, partiamo ben macchia a promenare, ci amusiamo così. Veramente l'annata, ma ricordo mica troppo, ma resta sempre in capo quando si dili, che si spertano momenti di gioia con gli amici, allora, soprattutto assai l'estate, perché come vi dico era la stagione che si passava, eravamo sempre fuori, ci amusavamo fuori. Dopo l'inverno era differente, io ero a scuola in Bastia, facciamo mica gli stessi ritratti, ma penso più l'estadina. L'estadina valavamo un fiume, dopo ho cominciato a dare che mobiletta, tanto era la libertà, partiamo a cavalare le mobilette, tanto francavamo a Marina qui, cominciavamo a 17 anni, 16 o 17 anni era differente, ma sei di più l'estadina. Sì, penso che per la misura che gli anni bastano e generazione, perché quando si discute con gli anni più anziani dicono ma nei tempi era così, ma si può mica campare che regretti, capite? Ma ogni generazione vede l'affare di una maniera. Allora, penso che c'è la approfittare di l'affare come li so, ogni giorno l'affare scambiano, si può mica cosa volete fare, c'è la campa cosa al mondo. Consigli ce ne sarebbe sempre a dare, ma è il nostro impegno a noi baranti di mostrare la strada, perché mica tutto di imparano più corso, imparando la lingua per esempio, o le tradizioni che si vedono, ma di a noi a mostrare l'esempio. C'è mica si crede, Voilà.